Tanti auguri a te, tanti auguri a te. E spengo anche la candelina. In realtà non sono io che devo festeggiare, ma ho due importanti festeggiamenti. Uno per il compleanno di Alberto, che è stato ieri. L'altro è per il compleanno di Venezia. Sì, perché il 25 marzo si festeggia il compleanno della città veneta, diciamo, più conosciuta al mondo. Però pensate che il 25 marzo è una data importante per la nascita di Venezia. Infatti il 25 marzo 1630 è stata posata anche la prima pietra della chiesa della Madonna della Salute. Ma il 25 è un numero importante nella storia di Venezia. Infatti si ritrova nella storia, nella leggenda, e pensate che anche il 25 di aprile si festeggia il santo protettore di Venezia, che è appunto San Marco. Ma anche il 25 giugno è una data importante, perché pare che nella storia, a seguito di un incendio, fosse scomparsa la salma del santo protettore e questa sia appunto ricomparsa il 25 giugno dopo una processione voluta dal doge. Quindi quanti diventano importanti i numeri nella storia della Serenissima. Se anche voi avete qualcosa da raccontare legata a qualche altra città veneta, vi invito a farlo nello spazio voi dedicato qui sotto, e invito anche a venirci a trovare a Val Grande per fare assieme dei tragitti e dei percorsi legati alle città venete. Per il momento io vi saluto e vi rimando alla prossima ciacola. Ciao!